Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto nella mascherina, oggi rispondo alle domande gratuite praticamente dell'opzione che si do sul mio diario su Facebook. Le 5 domande gratuite che i primi 5 persone che arrivano, i primi 5 amicizie che arrivano, chiaramente devono essere iscritti anche al canale del Marietto Veneziano sul tubo e anche di Hildegarda chiaramente. Quindi se non l'avete ancora fatto, per chi vedrà questo video e vorrà fare le domande gratuite, una domanda gratuita, e risponderò ai primi 5 che lo faranno, praticamente se vogliono farlo devono essere iscritti chiaramente nel canale di Hildegarda del vostro Marietto Veneziano, e chiaramente essere delle mie amicizie di Facebook. Quindi adesso inizierò a leggere la prima domanda e vediamo la risposta col pendolino di Elisa Broccanelli, che chiede: ho possibilità di buona riuscita in campo artistico? Ripeto, rispondo solo a una domanda, non a due, non fatemi due domande nella stessa domanda. Quindi a Elisa Broccanelli 2/11/1975 se ha possibilità di buona riuscita in campo artistico. Quindi prendiamo il pendolino, concentriamoci bene su Elisa Broccanelli, se ha riuscita nel campo artistico. E vedete che Elisa Broccanelli molto probabilmente avrà una buona possibilità nel campo artistico. Bene, passiamo alla seconda domanda. Giuliana Frigeri, che domanda: vincerò la causa per un intervento che mi ha devastata 15/1/1961? Si presume un intervento fisico. Quindi chiediamo al pendolino se la Giuliana Frigeri vincerà del 1961, del 15/1, vincerà la causa per l'intervento che l'ha devastata. Purtroppo sarà una causa dura e la situazione non sarà facile da gestire, vedete, va sul no, quindi molto probabilmente Giuliana cerca di in un certo senso limitare i danni, sarà difficile che tu la possa, comunque è durissima, il pendolino avete visto che ha fatto fatica a vedere o ha visto che sarà una causa dura, ma sarà sicuramente a sfavore. Bene, andiamo a Alessandro Galletti che fa questa domanda. Alessandro è del 8 febbraio 74. La domanda è: per il blocco sul lavoro. Allora, la domanda è: se vedi una persona che sta bloccando appositamente la mia riuscita, questo un po' per dispetto e anche vendetta personale, a parte il comportamento, vedi azioni magiche occulte. Vediamo se c'è qualcuno che sta operando a livello magico contro Alessandro Galletti per fargli trovare lavoro. Effettivamente c'è qualcuno che sta remando contro di te, Alessandro, Si vede proprio che è qualcuno, non è sicuramente potente perché hai visto il pendolino quanto ci ha messo, ma effettivamente qualcuno, il pendolino dice che sì, c'è qualcuno che sta remando contro di te con operazioni magiche occulte. Non è di grande importanza perché hai visto che il pendolino ha fatto molta resistenza, però qualcosina c'è. Andiamo a Olga Merolli, che chiede: Olga Merolli del 23/3/86, diventerò una psicologa affermata. Vediamo il pendolino cosa dice.
Vediamo il pendolino cosa dice per Olga Meroli se diventerà una psicologa affermata. Vediamo che l'inizio sarà molto impegnativo, però il pendolino alla fine dice di sì, eh? Avrai questa possibilità di essere conosciuta. Quindi all'inizio avete visto il pendolino, hai visto Olga che il pendolino ci mette molto impegno a partire, quindi vuol dire che sarà una partenza importante, difficile, però alla fine vedrai che ti affermerai. La prossima domanda è la Maria Rosa Gallo, di Napoli, 16.860. Avrò ancora possibilità di vivere un rapporto d'amore? Vediamo un po' cosa dice il pendolino, fermiamolo. Per la Maria Rosa Gallo, vediamo un po'. Allora, da come vediamo il pendolino fa capire che sarà una cosa molto sofferta, cioè che stai soffrendo in questo momento, si vede molto che ci tieni e alla fine riuscirai, ma non sarà una cosa, un amore facile trovarlo subito, un vero amore. Vediamo che il pendolino ha veramente fatto fatica, ma alla fine sì, sarai premiata per l'impegno che ci stai mettendo nella ricerca dell'anima gemella. Quindi brava Maria Rosa, brava, sì. Bene, adesso controlliamo quante domande ho già fatto alle mie amicizie. Voilà, andiamo a controllare. 1, 2, 3, 4 e 5. Bene, cari amici, ho risposto alle 5 domande gratuite del vostro Marietto Veneziano. Vi chiedo se non vi siete ancora iscritti al canale del Marietto Veneziano di Hildegarda, per quelli che stanno vedendo adesso per la prima volta questo video, e di venirci a trovare nei gruppi Facebook e di Telegram. I link li trovate qui sotto. Grazie cari amici e alla prossima. Ciao!